È più drammatica la situazione in Brasile, oltre 15.000 contagi in un solo giorno e cambia ancora il ministro della Sanità, Carlotta Angeloni. Non abbiamo i mezzi per somministrare lo stesso trattamento a tutti i pazienti. Dobbiamo decidere chi vive e chi muore. Chi vive e chi muore. La sanità brasiliana allo stremo, mancano test e ventilatori, mentre la curva dei contagi continua a crescere. 15.303 nuovi casi e 824 vittime in 24 ore. Il tasso di mortalità secondo solo a quello degli Stati Uniti. La vita è fatta di scelte, io scelgo di andarmene. E aiutare le persone. Obrigado. Avevo accettato solo per il bene del mio paese. Si dimette il ministro della Salute Nelson Teich, oncologo, dopo solo 4 settimane. Il secondo ministro della Sanità a lasciare l'incarico dall'inizio della pandemia, in contrasto con il presidente Bolsonaro. Salão di bellezza. Riapriamo servizi essenziali come palestre e parrucchieri, aveva detto il presidente, sfidando le restrizioni decise da Teich e condivise da sindaci e governatori. La polemica di Bolsonaro con i suoi 2 ex ministri della salute anche sull'utilizzo contro il Covid dell'idrossiclorochina, un farmaco che secondo i primi studi ha gravi effetti collaterali. La sua famiglia è ficcare in casa. Mentre nelle favelas di Rio e San Paolo test e sanificazione sono affidati all'intervento dei volontari. Il governo va a sperare morire molta gente nelle favelas. Non possiamo aspettare che il governo si decida ad agire. Torniamo in